Quali sono le intenzioni della SLE 4 sull'ospedaletto di Cicagna? L'ospedaleto di Cicagna svolge un ruolo strategico per il territorio della Val Fontana Buona. Le intenzioni della ASL sono sicuramente di un mantenimento ma anche di una valorizzazione. Noi abbiamo assolutamente concentrato all'interno tutte le attività che sono proprie della Casa di Salute, che erano già definite dalla normativa ministeriale vecchissima e che noi lo chiamiamo ospedaletto di Cicagna, ma di fatto è una casa della salute, perché nella casa di salute si concentrano tutte le attività sanitarie e sociali, ma tutte le attività distrettuali che riguardano le cure primarie e quindi la continuità assistenziale, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, tutti gli specialisti ambulatoriali, ma anche gli sportelli integrati. Noi all'interno dell'ospedaletto di Cicagna oggi garantiamo una copertura di quasi 24 ore al giorno su 7 giorni alla settimana. È una realtà importante sulla quale abbiamo previsto un piano di adeguamento strutturale e impiantistico nel marzo scorso, proprio nell'ambito del percorso di rinnovo dell'accreditamento istituzionale dell'azienda, e sicuramente è una struttura importante perché copre un territorio di circa 8.300 abitanti. Mantenimento dei servizi, si pensa anche a un potenziamento? Sicuramente mantenimento, abbiamo fatto un importante investimento sulla sicurezza della guardia medica, stiamo lavorando con i medici di medicina generale per potenziare la loro presenza grazie a una richiesta che è stata accolta dal comitato dei medici di medicina generale, per cui oggi già abbiamo 2 medici di medicina generale e un pediatra di libera scelta che coprono il servizio, ma riusciremo, stiamo proprio lavorando per questo, per potenziare la presenza del medico di medicina generale, che già è una presenza importante e che insomma certo che c'è una costante attenzione a garantire le necessità del territorio.